All'angetta di cosa si muove? Allora, Nino, 47 anni, giusto? Lui è Nino, ha 47 anni, viene da Paceco ed è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale. Ciao Nino. Buonasera. Allora Nino, tu sei di Paceco? Sì. E sei in cerca di questa donna? Sì. Da quanto tempo, Nino? Da un po'. Parlando di anni, quanto? 40 anni. 40 anni. Silvio, Silvio, ci dici... Oh, ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Fallo vedere dentro la macchina per favore. Lui è Nino, ha 47 anni, viene da Paceco ed è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale. Ciao Nino. Buonasera. Allora Nino, tu sei di Paceco? Paceco, sì. Questa è madre mia. Originario di Paceco? Sì, originario. Hai 47 anni? 47 anni. E sei in cerca di una donna, sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Da quanto tempo è che la cerchi? 39, 40 anni. E non hai mai avuto una donna? No. Ma come mai, Nino? Comunque. Tutte queste ragazze, insomma, che ci sono? Niente. Niente. Cioè, ti manca il coraggio di affrontare una discussione, una cosa? Sì. Sei timido allora? Un po'. Va bene Nino, a che genere di donna noi ci stiamo rivolgendo? Parlami, non lo so, se hai preferenze riguardo l'aspetto fisico, come va a essere? Va? Come dovrebbe essere? Come ti piace la donna? Un po' cotta, bella posata. Poi? Cioè i capelli come li deve avere? Non so, ti piacciono le bionde, le more? Non faccio di mestezza, o bionde o more. Lo stesso. Rosse, lo stesso. Vabbè, parliamo allora dell'età. Tu hai 47 anni, quindi questa donna da che età deve partire per andare a finire? 108, 109 anni. Per andare a finire a? 49 anni. Allora possiamo arrotondare dai 35 ai 50, ti piace? Sì. Quindi dai 35 ai 50. Sì. Preferenze di aspetto fisico, hai detto ti piace la bionda? No, la bionda no. O bionda o bruna? O bruna, lo stesso. Lo stesso. L'importante è che sia di sesso femminile, giustamente. Certo. Va bene Nino, parlaci un po' di te, che tipo sei, parlaci del tuo carattere, come passi il tempo. No, carattere non è tanto... Sì, c'è le cose si va via e niente. In paese sei conosciuto, ti conoscono, Sì. Amici ne hai parecchi. Sì. No, picca non è picciotti che conosco, picca. Cioè hai pochi amici, Sì. però sei conosciuto in paese. Sì. Come passi il tempo in una giornata? Fare niente. Niente, quindi non lavori. No, prima lavorava, ora ho un periodo che non ho lavorato più. Avevo già 6-7 mesi che non ho lavorato più. C'è crisi magari. Questa crisi si sente anche in un paesino. Va bene Nino, la macchina ce l'hai? Sì. Quindi guidi? Sì. Quindi ti puoi spostare? La macchina per la camera l'ho ferma perché ci sono assicurazioni, cose da pagare e questo. Ascoltami Nino, un'altra cosa, abbiamo detto la macchina ce l'hai, il lavoro, lavori saltuariamente quando ti chiamano, Sì. Riguardo all'anima gemella, essendo che tu hai 40 anni che non hai una donna, si può dire che sei, giustamente, sì, sei vergine, non hai mai avuto una donna, mai. Neanche magari così per provare? No. E non ti sei documentato magari anche su internet, non lo so? No. Niente, Mai. non li guardi mai queste cose? No. Cioè tu non sai una donna dal vivo come è fatta? Sì. Addirittura. Cioè è l'immaginazione, magari non ti immagini come potrebbe essere fatta una donna? Me lo come va a essere, secondo te? Sì. Quindi ti sei documentato su internet? Vedi qualcosina? No, è una cosa normale, Nino? Certe volte me lo fa bene, cose da non portabile. Sì. Quindi, bene o male, sai come si fa, giusto? Nonostante che tu non hai mai fatto certo. niente, però lo sai come si fa. Certo. Quindi automaticamente nel momento in cui tu... Ne si certo. Vabbè, l'importante è questo, te le devo fare queste domande, certo. Giustamente. Va bene Nino, abbiamo detto noi, abbiamo chiarito una cosa riguardo la donna, l'aspetto fisico non ti interessa. No. Dico, se ne dovesse venire, se si dovesse far sentire qualche ragazza un po' cicciottella, magari in gaine, l'accetti lo stesso? Perciò.
L'importante è che si fa sentire. Certo. Va bene Nino, un'altra cosa, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Progetto Naio. Niente, tu vivi alla giornata, Sì. quello che viene viene, Sì. da un giorno all'altro, quello che spunta ti prendi, Certo. e mi pare giusto. Va bene Nino, amiche telespettatrici, mi sto rivolgendo io con donne che partono dai 35 e arrivano massimo a 50 anni. Nino è qui, è un bravo ragazzo, ha 47 anni ed è di Paceco, non è stato mai fidanzato, non è stato mai sposato, è proprio originale al 100%. E sta cercando l'anima gemella, appunto per inoltrarsi in questo sentimento profondo che si chiama amore. Tu credi in amore, vero Nino? Sì. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al suo numero di cellulare che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Nino, chiamate a quel numero lì e Nino risponderà, vero Nino? Sì, tu onestamente stai facendo video, ne però. Bravo, bravo. Un ragazzo se dà una strada che sta scattando ora. Allora, Nino, in questo momento ci sono queste telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, qualsiasi cosa puoi dire, vai. Va bene, so che volete fare, facete. Che cazzo c'è rire? Oh, ma che caspita c'è rire? Vai. Ma Ti stanno ascoltando, Nino, dai un messaggio, qualsiasi cosa. so che volete fare. Per il momento stai parlando con queste telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no, vai. Cosa volete fare, facete. Se volete chiamare, chiamate. Boh, non è più niente. Perfetto. Amiche telespettatrici, gentilissime utenti, state guardando, Nino è un bravo ragazzo, dico lo vogliamo aiutare. Chiamate Nino perché Nino è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Dico bene Nino? Sì. Per cui chiamate. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Nino. Ciao ciao. Chiamate, eh? Bene. Io sono Nino. Sto cercando un'anima gemella. Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato. Minchia, sogno te. Ah, così. No, buono. Non ti preoccupare, vai. Buono, no. Tranquillo. No, buono. Vai. A te ho muso ti faccio scattare, non c'è che te. Vai, Nino. No, buono. Allora, senti qua, facciamo un'altra cosa. No, perché a me queste cose di 36 mi piacciono, a me già. Ma a me è un 36 di fare, le cose mie sogno un nesciore. Tu dici vai a dire buonasera. Vai. Buonasera. Mi chiamo Nino, ho 47 anni, sono di Paceco e sto cercando un'anima gemella, la donna ideale. Io sono una brava persona, lavoratore, ho una macchina e posso spostare da qualsiasi parte. Mi piace godere la vita, a ballare tanto sai mi piace, a ballare, a mangiare una pizza. Mi piace fare passeggiate a spiaggia. A spiaggia ci vai a pescare. Adoro pescare. Adoro pescare. Mi piace passarmi il tempo davanti alla TV. Buono, giuriamo va. Giuriamo che se da cade. Sera sì, vai. Nino, stai un attimo qua. Nino, sera sì, io chiedo. Sera sì, vieni qua. Nino. Oh yeah!